Bene, tornano le giornate FAI, quindi riscopriamo insieme il senso di comunità, apriamo la caserma dei Carabinieri, quindi torna il rapporto fondamentale tra istituzioni e associazioni, tra pubblico e privato, e poi abbiamo pensato anche a un giro nell'Agrigento araba, è un giro che ricorda anche la FAI Marathon, cominciamo le giornate FAI d'autunno con la FAI Marathon e poi la nostra invidiabile, diciamo, e bellissima Colimbetra. Questi sono i beni che offriremo, 12 e 13, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 17, quindi l'invito che faccio: partecipate tutti. Sì, l'iniziativa che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre si inquadra in una collaborazione che è nata sin dal 2019 tra il FAI nazionale e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per cui anche il Comando Provinciale di Agrigento aderirà a questa iniziativa, aprendo la propria sede storica alla visita dei cittadini, dei turisti e anche degli studenti. Quindi sarà possibile visitare questo Palazzo Vadalà, che è un palazzo del Novecento, che è sottoposto a un vincolo della Soprintendenza di Agrigento, ma sarà possibile anche conoscere meglio le attività che svolgono i carabinieri in questo palazzo e sul territorio. Quindi saranno rappresentate le nostre iniziative per il controllo del territorio, per la tutela del paesaggio, quindi la tutela forestale, ambientale e la tutela del patrimonio culturale, che è una delle attività che l'Arma svolge in maniera importante nella provincia di Agrigento. Cosa rappresenta per l'Arma dei Carabinieri l'apertura al pubblico della caserma Biagio Pistone? Rappresenta uno degli obiettivi che perseguiamo da tempo. La caserma è stata anche sede di un'esposizione nata dalla collaborazione con il Museo Griff, quindi con il Parco archeologico della Valle dei Templi.